darei la parola a Alessandro Bertone, che è presidente di Union Mare Veneto, che lo ringrazio e lo invito qui. È stato anche fresco protagonista a Roma della manifestazione sulla direttiva Bolkestein. Buongiorno a tutti, ma sono io che ringrazio voi dell'invito. Non ero mai stato al mercato ittico di Chioggia, penso che basti salire la scala e vedere quante sono le caselle che credo vadano ad invitare tutte le aziende, no? Le cooperative che esistono in questo territorio, per capire l'importanza anche economica di questo fenomeno. Ma il focus dell'incontro di oggi sono appunto i collegamenti in termini di economia blu tra turismo e pesca. Questo è un momento molto critico, non solo per la crisi energetica, ma insomma io sono un rappresentante del comparto balneare, vedo qua tanti amici, Gianni Moretto che ieri era con me proprio in quella protesta a Roma, perché è chiaro che il momento è molto critico e non solo per la crisi ucraina, ma perché c'è un'evoluzione, il mondo sta cambiando e i dati snocciolati dall'amico Dolfin sono probabilmente il punto di partenza di questa riflessione, perché vedete, di quei 19 miliardi di PIL di cui giustamente il governatore Zaia era sempre molto orgoglioso, essendo noi la prima regione turistica d'Italia, quasi il 50% di quel fatturato si produce sulla costa. E allora io qui oggi sono sì il presidente di Union Mare Veneto, ma sono anche in rappresentanza di Benissense e non posso non salutare Elena e Silvia, che sono le rappresentanti dei consorzi di promozione turistica di questa splendida località, perché se è vero che Chioggia è la prima marineria d'Italia, probabilmente è la regina della pesca, non solo della costa, è anche un'importante località turistica, ma che, come ha evidenziato bene all'inizio anche da Racchetti Fogliani, sicuramente ha dei margini di miglioramento molto ampi. 1.300.000 presenze sono poche per la potenzialità di questa località splendida. Da Iesolano sono molto invidioso dei 50.000 abitanti e quindi sono veramente, come dire, molti gli aspetti su cui credo si possa e si debba lavorare. Anche perché, vedete, noi ieri eravamo a Roma per manifestare in maniera ordinata, composta, visto che in queste settimane ognuno di noi si alza al mattino, accende la televisione, insomma, si rende conto di quelle che sono le criticità reali che stanno colpendo la comunità internazionale. Però questi numeri che vengono snocciolati non cadono dal cielo e sono frutto del lavoro fatto in decenni, no? Di investimenti, di sacrifici. E quindi noi ieri siamo andati a Roma come balneari fondamentalmente per chiedere il riconoscimento del valore di quello che abbiamo creato e per mettere in condizione le persone che hanno operato bene sino a qui di continuare a farlo. Io penso che questa vicenda della Bolkestein potrebbe essere un momento, un'opportunità di riflessione anche per il comparto della pesca, perché è evidente che il tema della sostenibilità ambientale in ottica di agenda ONU 2030 e quindi su quelle che saranno anche le prospettive ulteriori di accelerazione dal punto di vista della sostenibilità ambientale debba far comprendere a questo comparto che probabilmente non bisogna attendere ad agire per magari trovarsi in una Bolkestein della pesca. La comunità europea da questo punto di vista non è mai stata molto morbida con noi e questa è una fortuna di avere una rappresentante in quel contesto come l'onorevole Conte, ma soprattutto oggi vediamo come queste due forme di economia, quindi turismo balneare in particolare e pesca, sono due forme di economia reali nel senso letterale del termine, ovvero che si producono sul territorio, che non possono essere delocalizzate e che quindi hanno delle ricadute sociali e occupazionali fortissime. E allora il primato di Regione Veneto come motore turistico d'Italia passa anche attraverso e si giustifica soprattutto anche attraverso le relazioni politiche che si riescono a mantenere sul territorio, perché è evidente che riuscire ad avere un filo diretto da una parte con la Regione, da un'altra parte con il Parlamento e in ultima battuta anche con la Comunità Europea è qualcosa che non è né scontato né dovuto. Lo dico da rappresentante regionale quando poi mi confronto con i miei colleghi a Roma sui temi del balneare e ad esempio anche il comunicato stampa che ieri il governatore Zaia ha fatto proprio a sostegno di questa battaglia credo sia l'ennesima dimostrazione di come il territorio da questo punto di vista è compatto. Quindi in realtà ci sono moltissimi legami, moltissimi punti di unione tra questi due mondi, tra il turismo e la pesca, ma soprattutto io credo, e vorrei chiudere con questo pensiero, che la pesca possa e debba diventare sempre di più anche un prodotto di declinazione turistica. Io credo che questo potrebbe essere, e sicuramente lo sarà, un'opportunità per incrementare quel 1.300.000
presenza delle località, perché è evidente che c'è una narrazione che va raccontata meglio. Il turismo esperienziale ormai è un punto di riferimento nell'offerta che andiamo a sottoporre dai mercati, e questa meravigliosa località che da una parte ha la storia che molte altre non possono vantare e dall'altra parte è regina anche di questo tematismo culturale e turistico, non possa non sfruttarlo da qui ai prossimi anni. Grazie. Ringrazio Alessandro Berton, che tra l'altro io sposo in pieno quello che ti diceva sul rapporto tra la pesca e il turismo e il turismo esperienziale, ma anche perché così la pesca si avvicina sempre di più al tessuto culturale, alle famiglie, un modo anche per far conoscere alle famiglie, alle persone, la vita dura dei pescatori e tutto quello che sta attorno alla pesca. Grazie ancora. Grazie a voi.